Il Messico ha battuto l'America per 2-1 e dobbiamo fare l'analisi tattica. Credo che... No, sto scherzando. C'è la partita, c'è Portogallo-Italia, le ragazze Euro, c'è il campionato europeo del femminile. Cominciamo. Allora, che squadrone stiamo facendo? Calma, Harry Mwanza, benvenuto sul canale, welcome, I have no idea. E dobbiamo confrontarci anche con quelle che sono le notizie che ci arrivano dall'estero, perché noi di base, posso chiedervi, perché deve essere un misto, visto che c'è Lang e c'è Beukema, e penso che insieme possiamo arrivare a 1500 like. Li combiniamo perché per Lang c'è l'Here We Go, per Beukema si stanno sbilanciando Schira, oddio Schira, e anche Sky, quindi Skyra, e a seguire verranno tutti gli altri. Non credo che fosse mai in discussione, ma io sono eccitato anche per la questione Osimhen, perché si stanno sbloccando delle cose. Serve un video dato che sono troppi giocatori, serve un video per le liste, e io con grande orgoglio mi sposto da questa parte. Siamo ancora nella cosa. Allora, questione Osimhen, dobbiamo leggere Romano, dobbiamo leggere Jagic, Savoco, leggere anche Bucilaba, dobbiamo leggere tutto, ma prima volevo portarvi qua perché praticamente è in continua evoluzione. Ovviamente io, Umberto, un bacio al mio carissimissimo collaboratore che mi permette di portarvi. Lasciate il like, va per Umberto, guardate che bellezza, io posso spostarli come voglio e posso... Allora, è chiaro, no? La situazione è chiarissima. Questo, la prima colonna è il Napoli dell'anno scorso, quindi non ci importa, dice ancora Pilling, Okafor, Scuffet, ci importa poco. Questo è il vivaio Italia, questo è il vivaio Napoli, con la notizia che Contini dovrebbe, almeno così ci hanno detto, restare, mentre Turi è svincolato. Aspettiamo notizie da Turi, che però tra 20 anni, vabbè. Zanoli, Zerbina, Ambrosino, Vergara sul mercato. E i giocatori sul mercato, uno è, io clicco qua, giocatori che stanno sul mercato. È bellissima questa roba qua, è una cosa spettacolare. Allora, questa invece è la lista dei 17, la famosissima lista dei 17, e sapete che è quella che ha i giocatori senza vincoli. Io ci ho messo un placeholder, un portiere, perché un portiere il Napoli lo deve fare, e bisogna capire se sarà Falcone che uno prende e lo sposta da questa parte, per esempio, e già hai sforato. No, perché lo sposti il portiere. Quindi io ho messo un portiere perché un portiere ci dovrà essere tra questi 17, a meno che non lo prendi giovanissimo, e questo è un altro paio di mani. Dopodiché ci aggiungiamo Beukema, ci fanno sapere forse tra una settimana, forse anche prima, insomma le visite mediche sono il secondo noi prima ci emozioniamo per l'Here We Go, perché abbiate bontà tutti gli esperti di calciomercato, quando si sente l'Here We Go gli youtuber fanno i video, partono con i video, altri, io stesso, mi basta anche una voce per poter parlare e commentare, almeno tecnicamente fare una mini analisi tecnico-tattica del giocatore. Ma quando arriva l'Here We Go, che si smuovono le cose, dovete starci e potete insultarvi tra di voi, e sta diventando anche un po' fastidioso. D'Italia. Sembra quasi che sai, poco. Allora, e serve anche a me ascoltare i video degli altri, e quando è una continuo punzecchiarsi così è fastidioso, quindi io stesso cercherò di limitare al massimo possibile le mie stesse punzecchiature che eventualmente un domani mi verrà di fare, e cercherò di evitarle perché non è gradevole, anche se uno è d'accordo con il contenuto, non è gradevole. Insomma, Beukema, Rachmani, Jesus, Mazzocchi che è in uscita, quindi questo è uno che potrebbe liberare un posto. Conferma Spinazzolo, Olivera, Lobotka, Gilmour, Anghissà, così ci dicono. McTominay, ci ho messo qua Foloruscio nel frattempo, ma è anche in uscita, perché io credo che a livello numerico siamo corti a centrocampo ancora. Ne parleremo.
ci aggiungiamo il De Bruyne, il Lang, il Neres, il Lukaku. Qua ci dobbiamo aggiungere anche il vice Lukaku, che in questo momento sta qua, Simeone. Ecco perché io mi sento di dirvi, in questo momento noi dobbiamo spingere con il nostro pensiero positivo la risoluzione di Osimhen, e adesso ne parliamo. Ma io direi per Ndoye, che è l'altro giocatore per cui il Napoli si sentono più voci insistenti, io credo che dobbiamo aspettare un pochino per una questione di posti, perché abbiamo salutato Caprile, Rafa Marini, vedete Rafa Marini e Cajuste sono in minuscolo perché sono prestiti che poi di nuovo prestiti. Gaetano, tutto a posto, dobbiamo sistemare Lindstrom, dobbiamo sistemare Ngong, dobbiamo sistemare Shedira, dobbiamo sistemare Simeone, e là deve entrare il Nunez, il Lucca, quello che volete voi, il Keane, quello che volete. Se sistemi lo Osimhen, allora tu vai sul pezzo pesante, perché qua è lì che si gestisce. Quindi per una questione di slot disponibili è chiaro che l'Ndoye ti serve, nel senso che fai Lang Ndoye da una parte, Neres Politano dall'altro, hai sistemato gli esterni di un potenziale 4-3-3. E siamo d'accordissimo. Però dobbiamo cominciare a far uscire la gente. Quindi tenete presente tutto questo. Facciamo l'esempio. Leviamo Folorush, leviamo Mazzocchi. Fai conto che hai fatto entrare Yanlu al posto di Mazzocchi, non ti occupa nessuno spazio. Puoi prenderti Ndo e poi mettiamo Nunez, che è quello più pesante. Ma insomma, vediamo come si sviluppa. Così si potrebbe chiudere. Un portiere per forza, tutti i giocatori qua. Continua per me la mancanza di un giocatore a centrocampo. Ecco perché un giocatore a centrocampo o è un altro giovane come Yarmolyuk, è un nome a caso per dirvi un under che puoi prendere a centrocampo, oppure se non è Ndoye e Nusa che non ti occupano spazio, e allora c'hai uno spazio in più per prendere un vice Anghissà, insomma uno così, perché io, capito, sì, McTominay insieme a De Bruyne se vogliamo, Gilmour, Lobotka se vogliamo, Anghissà, e ce ne vuole un altro. Lo voglio, lo desidero, non lo pretendo, chi sono per pretendere, ma lo desidero, lo desidererei. Quindi questa è la bellissima situazione delle liste, che è anche un piacere parlarne quando ci sono tutte queste possibilità, e io mi diverto molto. Ma dobbiamo andare alla questione Osimhen, che ci sblocca non solo il posto, ci sblocca l'ingaggio, ci permette poi di affondare su un attaccante pesante, perché sì, dobbiamo pensare al vice Lukaku, ma dobbiamo forse pensare anche al futuro, perché Lukaku avrà un anno in più e non esiste proprio. Allora, partiamo da queste dichiarazioni. Bucci Laba, giornalista insomma di Lagos, quindi vicino probabilmente al ragazzo. Quando leggiamo di queste cose e ci affidiamo a giornalisti nigeriani o a giornalisti turchi o i giornalisti arabi, non si sentono più tifosi arabi che intervengono sotto questi post, però con le pinzette. Sapete perché? Perché dice una cosa: Osimhen ha detto sì al Galatasaray e vuole continuare col club turco, e qua ci sta benissimo, lui è stato bene tutto. Quello che noi sapevamo è che non era convintissimo dell'Arabia, l'hanno riempito d'oro come offerta e non ci vuole andare. Però se il caro giornalista qua ci dice il Napoli per settimane si è messo a pregare Victor di restare, e allora vuol dire che questa non è una notizia attendibile, perché il Napoli non ha pregato proprio nessuno. Il Napoli sta pregando Osimhen probabilmente di accettare magari l'offerta dell'Arabia, perché sappiamo che l'Arabia è convinta e disposta a pagare l'intera clausola, mentre il Galatasaray no. Quindi pleading Victor to stay, o to stay al Galatasaray, potrebbe essere fantasiosamente così. Quindi questa notizia non esiste, però ci deve far riflettere su un'altra cosa, che quando partono queste tipo di narrative significa che tu ti stai preparando il terreno anche per creare quella storia, no? Il Napoli gli ha chiesto di restare, Osimhen ha voluto a tutti i costi, vuole solo il Galatasaray, e quindi il giornalista nigeriano ragazzi, i tifosi turchi, l'avete visto, sono dappertutto, invadono i social su tutti i post, su tutte le cose. La partita di addio di Am, sì, che erano tutti i tifosi turchi. Quindi loro cercano di crearsi anche questa
questo cuscino di gente che ti lascia i mi piace e che supporta i movimenti, è tutta interazione. Quindi ragioniamo quando leggiamo delle notizie. Poi un'altra notizia che onestamente ho dovuto tradurre perché il turco io non lo conosco, questo viene dalla Turchia. Ozel non è Osil, ma significa esclusiva, che Osimhen ha rifiutato la Juventus. Ha rifiutato un'offerta della Juve e io poi volessi sempre sapere questa offerta della Juve a quanto ammonta il danno, cioè nel senso vi dovete liberare dell'ingaggio di Vlahovic e vi accollate poi l'ingaggio di Osimhen, a meno che non gli hanno offerto 3 pidocchietti e Osimhen ha rifiutato, nel senso che è tutto vero e veritiero. Ma anche questa notizia di turchi che dicono ha rifiutato la Juventus, non vuole più rimanere a Napoli, vuole il Galatasaray, si sta preparando, apparecchiando questa uscita qua. Poi parlando di Fabrizio Romano, che aggiunge quello che bene o male abbiamo capito, e cioè che col Galatasaray l'accordo c'è, e ci parla addirittura di accordo fino al 2028, cioè Osimhen accetta i termini del Galatasaray. Adesso dipende da Galatasaray e Napoli arrivare all'accordo. Offerta iniziale 55 milioni di euro, 50 più i bonus eccetera eccetera, sono dettagli. Al Hilal invece ne aveva offerti i 75 della clausola. Ora siamo in questa situazione dove, secondo me, è nella logica delle cose, finché non arriva il 15 luglio, che il Napoli resista, anche perché non credo che ci sono altre squadre interessate e non so nemmeno, l'unico rischio nel resistere è che il Galatasaray si fiondi su un altro attaccante, dice mi avete stufato, mi vado a prendere un altro attaccante, mi vado a prendere Sesko per esempio, il che però io credo che Sesko, giovane di prospettiva, non voglia andare al Galatasaray, credo io. Quindi nella logica, visto che c'è ancora la clausola, tu se me lo chiedi prima non me lo puoi pagare di meno, me lo dovresti pagare di più, nella logica delle cose. Noi sappiamo benissimo che il valore è quello là, per una questione di testa, e qua ci rileghiamo poi a Noah Lang, ma questo è un altro paio di mani, quindi ci sta e non ci dobbiamo, lo so, sono il primo, non so quante volte l'ho detto che voglio spingerlo lì ad accettare il fatto di abbracciare, di portarlo in braccio, sì, perché vuole andare, quindi se vuole andare lo accompagniamo. 55 subito, 45, 35, pure 35, però ci sta se adesso il Napoli resiste un attimo, perché esiste la clausola e tu devi sempre lasciare aperta la possibilità che qualcuno ti paghi l'intera clausola. Nel momento in cui scatta il 16 luglio accetta i 55 e se poi dopo il 16 luglio te lo abbassano devi accettare, già hai fatto una volta questo errore, quindi per questo bisogna essere chiari. Ti vuoi prendere il rischio? Benissimo, devi accettare anche il rischio che te lo pagano molto di meno, metà della clausola, accetti lo stesso, ti levi la cosa da dosso e quello che poi sarà si può reinvestire sul mercato. Il Napoli a livello economico in questo momento proprio non c'è problema, non c'è proprio problema, i conti in tasca al Napoli li abbiamo fatti. Pare ci sia pure un super intermediario, George Gardi. Io poi per fortuna tengo il gruppo del Telegram che mi aiuta con tutte le notizie, arrivano da tutte le... E non vorrei commentare la notizia della Lazio che si è auto spoilerata la maglia sul sito. Certe volte noi ci siamo lamentati di alcune uscite di De Laurentiis un po' infelici, ma io vi ho sempre detto, e me ne dovete dare atto, che ci sono alcuni presidenti che mi fanno dire bah, io mi tengo De Laurentiis ma proprio alla grande, e uno di questi è Lotito. Poi c'è Cairo che ha fatto un'altra uscita stranissima sul procuratore di Ricci, quando il procuratore adesso Ricci costa di meno, ma tu l'hai venduto. Comunque veramente ci sono delle situazioni in Italia veramente particolari e noi stiamo vivendo un periodo di grande soddisfazione dove se Allegri, perché questa poi è la notizia, Allegri ha fatto la sua prima conferenza stampa, io ero molto curioso, non ha detto niente di che, è il solito Allegri, molto rispettato dalla piazza, cercano di incalzarlo sulla questione, ma si lotta per lo scudetto. Sì, devi lottare per lo scudetto perché non hai le coppe, quindi pressione a te, amico mio. Subito ovviamente Allegri ha detto che il Napoli è favorito e non ci possiamo prendere collera, possiamo legittimamente chiedere lo stesso trattamento da parte dei giornali,
nel momento in cui non hai le coppe sei dello stesso status di Conte e quindi hai la possibilità devi farlo, perché altrimenti Conte è più bravo di te. Il Milan è una squadra forte, scherzi a parte, quindi devi avere la stessa pressione che hanno dato a Conte. Dopodiché, se il Napoli si muove così, se è tranquillo, se sul mercato affonda i colpi con precisione come lo sta facendo e anche con tempismo, noi dopo aver vinto abbiamo tutto il dovere di essere quelli che devono difendere il titolo e per una volta nella vita stiamo lì, partiamo, sapete le griglie della Formula 1, partiamo là davanti e dobbiamo farlo, dobbiamo prendersela, non dobbiamo avere problemi e le griglie si fanno a fine mercato perché ci sono altre squadre che si rinforzeranno senza dubbio e dobbiamo capire che cosa vogliono fare da grandi Milan, Inter e Juve e capire le altre outsiders tipo la Roma, tipo la Lazio, il Bologna eccetera eccetera, l'Atalanta che cosa vogliono fare. Da New York, Valerio Fluido e tutto, ci stiamo divertendo, i 1500 like li avete messi, potete metterli adesso.